Ora, nel rotolo della prima grotta, che qui vedete esposto nel museo, nel rotolo della prima grotta vi sono queste descrizioni su queste antiche città. E infatti sono felice che ad ora stasera rompiamo il silenzio di un aspetto di rotoli di Qumran, di un aspetto di questi rotoli del Mar Morto, di questo rotolo della prima grotta in particolare, in cui sono descritte queste antiche città. E purtroppo non ci furono le trasmissioni televisive negli ultimi 60 anni a parlare di rotoli di Qumran, di Mar Morto e accentuare i contenuti su queste antiche città. Per quale motivo? Perché c'è magari troppo mistero? Oppure scientificamente è difficile dare le ragioni come mai le cose descritte più di 2000 anni e passa in questi rotoli antichi, poi troviamo questi luoghi esattamente in queste condizioni ai quali è successo tutto esattamente come descritto in anticipo. Ora, vedete questo rotolo qui? Ecco, è lungo circa 7 metri, intorno a 7 metri e mezzo. Guardate, questa è la prima colonna del rotolo, qui in bianco e nero ovviamente perché è più facile studiare, indicare e vedere, leggere i testi che a colori per gli studiosi. Si scrive ovviamente da destro e le pagine continuano verso il sinistra, quindi non è da sinistra verso il destro, quindi questa è la prima pagina, seconda pagina e così via, quindi parte il rotolo in questa maniera. Vedete, andando per la lunghezza di circa 7 metri, dopo 7 metri 43 o 34, comunque arriviamo all'ultima colonna. In mezzo queste foglie di pelle venivano cucite, un foglio di pelle conciata degli animali praticamente poteva contenere più o meno 3 colonne di testo, e quella è l'ultima pagina che vedete di questo rotolo. L'ultima pagina che vedete qui, ecco qui, più ingrandita in bianco e nero. Ora, dentro questo rotolo vi sono le descrizioni molto dettagliate, precise, che invocano l'attenzione a tutte le generazioni future, a tutte le nazioni, di prestare attenzione ai luoghi descritti precisamente qui. Già ai tempi di Sargon, VII secolo a.C., già si iniziava a chiamare l'attenzione dei popoli e si diceva che per tutte le generazioni future questi contenuti devono essere protetti, salvati e ci saranno. Quindi 7ª, 8ª pagina, 9ª, 10ª, 11ª e così via. E qui dentro si parla di quello che praticamente accadrà, traduzione all'ebraico, all'impero degli Assiri. Qui dentro si parla, eccoci di nuovo qua, dell'imperatore Sargon. E non soltanto, vi è una descrizione in questi rotoli quello che accadrà alla città Ninive, agli Assiri, e ecco la testimonianza, oltre all'imperatore Sargon, del Ninive. Ninive è sparita dalla storia, nel senso perché non vi fu nessuna traccia, nessuna documentazione scritta sul Ninive. I greci non scrissero nulla perché i babilonesi distrussero Ninive, come descritto tra l'altro nei rotoli antichi, e anche le modalità descritte qua, che dicevano cosa sarebbe successo e cosa nel futuro sarebbe accaduto a Ninive. E questa è la cosa che impressiona. Cioè, voi immaginate, ci sono dei testi nella Tanakh che abitanti di Qumran copiavano il mio popolo ebraico fino ai nostri giorni, in cui troviamo Ninive oggi com'è, e quello che è successo a Ninive esattamente come è descritto in questi testi, di questi rotoli, di questi testi antichi speciali della Tanakh. Fu talmente distrutta dai babilonesi e in seguito a una inondazione non fu più riconosciuta perché fu resa praticamente un luogo arido, deserto, tanto è vero che nel 401 Senofonte attraversava il sito con 10.000 soldati, nessuno riuscì a dargli il nome. E Senofonte e greci nel 401 non scrissero nulla su Ninive. Nei Romani così passò per leggenda, per un mito, un luogo che non esiste. Fu ricordata, vedete,
rotolo della prima grotta ricorda l'esistenza di Ninive, dell'imperatore Sargo, nei più piccoli dettagli. Poi nel 1840 si scopre, due archeologi per caso iniziano a fare degli scavi, iniziano a decifrare: capitale degli Assiri, antica città Ninive. Fecero sorgere da polvere millenari, ceneri millenari. Individuarono le cronache, il palazzo dell'imperatore Sargo. Trovarono una biblioteca dell'imperatore Assurbanipal che visse lì, con circa 22.000 tavolette, tutte in cronologia numerate. È una cosa impressionante, e fu detto nei rotoli antichi speciali anticamente che sarà talmente distrutta che chi passerà fischierà la mano, agiterà per dire: ma che cos'è questa cosa qui? Ed è proprio quello che è successo. A tal punto fu così distrutta come descritto, a tal punto da non esistere più. Dentro rotolo della prima grotta vi è descrizione concreta, precisa, su quello che sarebbe successo all'impero babilonese, ai babilonesi. E vi è dentro. Ed è descritto addirittura sul futuro, i piccoli dettagli, in che tipo andrà il destino di questa metropoli enorme del mondo antico. Nell'interno del rotolo della prima grotta vi sono descrizioni sull'Egitto addirittura. Voi lo sapete che qui è descritto che in Egitto inaridiranno le canne e si seccheranno i canali del fiume Nilo. Oggi, nel terzo millennio, nel XXI secolo, l'Egitto, che abbondava di canne e il papiro veniva prodotto da quello, non ha più le canne, come descritto nel rotolo che è depositato nel museo in Israele a Gerusalemme. E non solo, quei canali che erano pieni d'acqua del fiume Nilo nella bassa e alta marea, archeologi hanno scoperto, si vede dal sito, ma anche da quando uno con l'aereo inizia a atterrare e decolare, si sono prosciugati. Quindi non soltanto Ninive, Babilonia oggi in condizioni come descritte in questi rotoli speciali della Tanakh degli antichi, nel terzo millennio. Egitto si trova in quelle condizioni. Sull'Egitto, tra l'altro, altri libri della Tanakh hanno raccontato che non ci sarà più principe nel paese d'Egitto d'origine egiziana. Ora, scrivere una cosa del genere così, di coloro che si credevano dei su quei troni. Vedete, le loro tombe e cimiteri sono le piramidi, le costruzioni più imponenti. Dire che su quei troni, su quel trono d'Egitto non ci sarà il tempo in cui non ci sarà più principe d'origine egiziana a regnare, è assurdo. Voi lo sapete, oggi, ai tempi della democrazia, è quasi impossibile diventare il presidente degli Stati Uniti se non sei nato negli Stati Uniti. Immaginate in quei tempi antichi dire che qualcuno d'origine non egiziana regnerà sui troni sopra Egitto, ma è proprio quello che poi nella storia è successo. E dai tempi dei Romani fino a quasi i nostri giorni, pochi decenni fa, finché c'era monarchia in Egitto, si sono susseguiti tutti i re a regnare, finché c'era monarchia in Egitto, tutti re di origine non egiziana. Monarchia in Egitto è finita con l'ultimo re Farouk, che era d'origine albanese. Neanche uno in quella scia che è venuta fu egiziana. Ogni cosa viene realizzata come descritta in questi rotoli. Monarchia c'è in Gran Bretagna, in Inghilterra, c'è regina, però è una specie di convivenza pacifica, di onorarsi e tollerarsi tra il Parlamento inglese e democrazia e una simbolica monarchia che continua. In altri paesi ancora, ma in Egitto non c'è. Quando è finita così.
Questi sono soltanto alcuni piccoli dettagli. Dentro rotolo della prima grotta vi sono le descrizioni sull'antichissima città Tiro, paragonata, io potrei dire oggi, come la mia Svizzera. Una città dei Fenici, sulla costa fenice, centro commerciale, una banca svizzera, tutelata, rispettata da tutti quanti. Dicono storici che scudi di tutti gli eserciti venivano lì, erano attaccati al muro, per come era preziosa dal punto di vista strategico, aveva questi porti sul mare, e quindi per mercanzie e per scambi commerciali era onoratissima. Qualcosa come oggi Svizzera. Oggi che perfino Saddam Hussein aveva la residenza in Svizzera, oltre di sicuro conto corrente da noi, come anche i terroristi o Bin Laden o gli altri hanno dei parenti in Svizzera. Quindi qualcosa di... Quando vanno in Svizzera fanno diplomazia tipo niente guerra, time out, fermi, qui non siamo nemici. E così era il Tiro. E chi avrebbe detto che qualcuno avrebbe potuto toccare Tiro, che sarebbe stata distrutta e sarebbe diventata come oggi nel terzo millennio, nel XXI lo troviamo, come descritta nei rotoli antichi della Tanakh, nei rotoli speciali. E questo rotolo parla di Tiro. Poi questo rotolo in particolare parla di Petra. Molte agenzie turistiche organizzano i viaggi a visitare Petra, non lontano dallo Stato di Israele, dall'Egitto, quindi in Giordania. Quindi si possa visitare città Petra, che sta sul Monte Seir, una volta chiamata città Edom. E su questa città sono descrizioni così precise nel rotolo della prima grotta, così precise che oggi Petra si trova nel terzo millennio, nel XXI secolo, in quelle condizioni così precise. Qua dentro, che vedete, c'è un elenco perfino delle piante e degli animali, di tutte quelle che ci saranno nell'interno città Petra. Ed è affascinante vedere che oggi nel terzo millennio quelle piante, quegli animali, tutte le descrizioni e condizioni in cui si trova Petra vi è presente. Anzi, il rotolo prima grotta dice: cercate bene nel rotolo, non mancherà uno. Sono tutti lì, nel terzo millennio. Oltre che a Petra è successa la sorte descritta nelle informazioni dei rotoli speciali degli antichi della Tanakh, che oggi nel terzo millennio si trova proprio così. Oltre che gli sono successi i fatti descritti, è affascinante, quasi misterioso. La gente va a visitare Petra e non sa quale mistero quel luogo lega al rotolo della prima grotta. La gente non sa, in televisione non viene portato questo lato profondo, misterioso, incisivo, importante di questi rotoli speciali, che sono rotoli del Mar Morto, rotoli di Qumran. Perché? Dentro il rotolo della prima grotta, che è esposto, questa foto ritrae il rotolo della prima grotta esposto anni in fa, infatti la luce è molto abbassata per non danneggiare il rotolo. Oggi invece vi si è un facsimile uguale a questo, mentre questo, a causa, siccome è molto antico, si sta sgretolando in questa posizione alta e sdraiato nel Museo Nazionale dello Stato di Israele. Dentro questo rotolo vi è scritto che è un antirifugio atomico dove sono conservati questi rotoli, considerato un punto più sicuro dello Stato di Israele, che dovrebbero, secondo alcuni, sopravvivere anche nel caso di una guerra nucleare. Dentro questo rotolo c'era scritto così: nessun'arma fabbricata contro di te avrà successo. Cioè, immaginate, i beduini buttavano rotoli per terra, li calpestavano, hanno bruciato qualcheduno perché emanavano buon odore, mentre il loro valore è inestimabile. E tra questi rotoli si sono salvati rotoli con contenuti, questi, dove era già descritto che questi messaggi devono esserci per tutte le generazioni, in tutti i tempi, per tutte le nazioni. E quindi, anche se è scritto ai tempi di Sargon, abitanti di Qumran erano attaccatissimi a leggere, copiare, studiare, leggere questo rotolo, affascinarsi, perché c'era scritto che è dedicato a tutte le nazioni in tutti i tempi. Quindi leggevano, e dentro c'erano scritte questi luoghi, queste città.
che ancora oggi noi, dopo abitanti di Qumran, dopo 2000 anni, possiamo vederli, si trovano ancora oggi in quelle condizioni. Infatti, nel rotolo prima grotta era stato detto: cercate il rotolo del Yah, Yod-He, Vav-He, Elohim Adonai, e leggete. È detto il suo rotolo, perché le informazioni sul futuro che abbiamo visto la volta scorsa, le informazioni su che la terra si aggloba e altre cose, tante altre cose, sono state rivelate, dicono questi testimoni oculari, nel tempo antico, di questi scritti degli antichi speciali, da lui. Per questo si chiama il suo rotolo. E dice: cercate perché la sua bocca, dice, nessuna delle cose descritte mancherà. Perché la sua bocca l'ha comandato, sarà così eseguito che persino un bambino potrebbe farne il conto. E traduzione dell'ebraico disse che questa voce di Yod-He Vav-He dell'universo disse: chi è come me? Lo proclami pure, lo dichiari e ne fornisca le prove davanti a me, da quando ho stabilito questo popolo antico. Annuncino loro le cose che avverranno e gli avvenimenti che avranno luogo. È l'unico che fornisce queste prove in anticipo e dice che devono esserci in tutti i tempi, per tutte le generazioni e tutti i popoli. E traduzione dell'ebraico della prima grotta dice: chi ha annunciato questo fin dal principio? Perché lo sapessimo molto prima, perché potessimo dire: è giusto. Non c'è nessuno, traduzione dell'ebraico, che abbia annunciato questo, nessuno che abbia proclamato, nessuno che abbia udito le vostre parole. Per primo io l'ho annunciato a Sion e a Gerusalemme. Ecco perché tutti i scrittori di questi rotoli antichi speciali sono ebrei. Ecco perché abitanti di Qumran erano attaccati a leggerli, perché quelle sorte di quelle città antiche che si sono realizzate e abitanti di Qumran potevano già vedere, erano rivelati da lui, non dalle altre entità, dagli altri dei, dagli altri potenti, o re, filosofi o pensatori. Quindi ha dato una prova, ha fornito una prova, dice: fornite le prove materiali della sua esistenza, e non solo, del fatto che sa futuro in anticipo. Infatti, traduzione dall'ebraico, grotta prima grotta, dice: per quale motivo dobbiamo leggere questi testi, concentrarci sull'esistenza di queste antiche città e vederli come sono oggi tutte le generazioni? Perché dice così? Traduzione all'ebraico: perché dal est a ovest si riconosca che non c'è nessun Elohim fuori di me. Io sono l'Eterno, Yod-He Vav-He Yah, e non c'è alcun altro. Annunziatele e presentate le vostre ragioni, si consigliano pure insieme chi ha annunciato fino dai tempi antichi e l'ha predetto da lungo tempo. Questa sfida ai tempi di Re Sargon. Nessuna divinità, nessun imperatore filosofo l'ha potuto reggere. Ai tempi di Re Sargon, ai tempi di Isaia, VII secolo, VIII secolo a.C., ai tempi di Qumran, quando abitanti, figli della luce di Qumran, copiavano, leggevano queste cose qui, nessuno l'ha potuto reggere questa sfida qui. Non abbiamo una divinità dei dei greci o dei romani che abbia annunciato le sorti, il futuro in anticipo, come qui su queste antiche città o altre cose. E infatti la cosa che sorprende è questa: oltre alle descrizioni che abbiamo in questi rotoli, su questi antichi luoghi, su queste antiche civiltà che vi sono esistite e che i resti esistono ancora oggi, queste sono state descritte e copiate non soltanto da abitanti di Qumran, ma anche dagli ebrei. Dopo la distruzione del villaggio di Qumran da parte dei Romani, il popolo ebraico, mio popolo, continuò a copiare questi manoscritti dei rotoli speciali, aggiungendo rispetto alla scrittura ebraica con quale scrivevano ebrei i puntini che sono le vocali, ma il contenuto è uguale. E così, senza loro sapere, che abitanti di Qumran hanno salvato questi scritti nelle giare di terracotta, nelle grotte prima dell'attacco dei Romani, non sapendo già dell'esistenza di questi antichi reperti, hanno continuato a copiare nel frattempo delle copie che loro avevano, questi rotoli e questi scritti del Tanakh
Nei secoli, questa è la più antica copia prima di Qumran, quella del X secolo d.C. E dentro, e questo è il valore anche di questi manoscritti, anche della stessa Tanakh copiata dei Masoreti con le vocali, dentro si valorizza il contenuto di questi scritti, sempre anche della Tanakh, dei Masoreti del X secolo d.C., perché oggi, nel terzo millennio, nel XXI secolo, abbiamo le descrizioni che ci sono qui riguardo a queste antiche città, sono così come anche qui copiate le scritte, come poi si trovano qui nel rotolo della Tanakh moderna. E poi questi contenuti speciali sono stati un paio di secoli prima di Cristo tradotti in greco, e abitanti di Qumran avevano questa traduzione di questi rotoli speciali detta 70. Quindi è bello che oggi, quando noi prendiamo in considerazione i resti dei rotoli del Mar Morto che parlano di questi luoghi reali, possiamo prendere in considerazione anche la Tanakh copiata nei secoli, e compreso la traduzione della 70 degli stessi rotoli speciali che erano tradotti in greco, che abitanti di Qumran possedevano, leggevano, di cui resti furono anche minuscoli trovati, ma danno testimonianza che avevano la 70. E nell'interno delle grotte, grotta 4, furono trovati i resti dei rotoli che raccontavano della sorte di certi luoghi come Tiro, quindi anche in altri rotoli, non soltanto Isaia del rotolo della prima grotta, anche il rotolo di Ezechiele, in altri rotoli praticamente della Tanakh, ci sono descrizioni su questi antichi luoghi che sono stati tradotti anche poi in greco, che oggi li troviamo in quelle condizioni. Allora, la cosa interessante, quando noi, in base a quello che vi è scritto qua, perché è molto valido da prendere in considerazione, perché oggi, nel terzo millennio, il Tiro si trova come descritto già nelle copie della Tanakh, i rotoli speciali, che erano copiate nel X secolo d.C. Quindi dopo 11 secoli, arrivando oggi al terzo millennio, le troviamo quelle città come qui descritte. Le troviamo come tradotte in greco, secoli prima di Cristo, e copiate anche dagli altri nel V, IV, VI secolo d.C. Quindi dopo la 70, dopo la versione della traduzione in greco di questi rotoli speciali, dopo 16 secoli, oggi nel XXI secolo, le cose descritte riguardo a questi luoghi sono lì in questa maniera. Ecco le sigle dei resti della traduzione della 70 ritrovati nella grotta 7, nella grotta 4, e addirittura anche testi in ebraico che servivano per fare la traduzione dall'ebraico in greco, per fare la 70. Oggi troviamo i resti della città Ninive, che fu considerata la città mito, leggenda, fantasma, che non è mai esistita. Fu ricordata soltanto per la cronaca di questi rotoli speciali. E a lei sono accadute tutte le cose come descritte. Bello è che il rotolo della prima grotta racconta, guardate ogni piccolo dettaglio riguardo la città Petra, Edom, anticamente chiamata città Petra, chiamata Edom, stabilita su Monte Seir. Impressionante, ma abitanti della città Petra, Edom, una volta chiamata, sul Monte Seir, l'hanno costruita apposta per essere tranquilli da qualsiasi attacco. Voi immaginate un esercito che arriva dall'altra parte, come può attaccare una città così? Per questo motivo l'hanno costruita e si sono stabiliti lì sulla montagna. L'unico passaggio che poteva condurre verso Petra, ma questo passaggio così angustio, lungo quasi 2-3 chilometri, quale attacco possa subire Petra? Un attacco di pochi metri, ottima difesa. Quindi reperti di archeologi e degli scavi che archeologi hanno fatto sia in questi luoghi descritti dai rotoli antichi della Tanakh che abitanti di Qumran avevano, hanno riportato le testimonianze dei riti crudeli, dei sacrifici umani, delle ingiustizie, di tante altre cose. Petra era una di quelle, viveva dal commercio e quindi era convinta che non sarebbe mai stata castigata, attaccata, e si credeva al sicuro. Non avrebbe mai pensato che le cose descritte, e questo lo vedrete sul DVD a casa, sull'antica città Petra, ancora più dettagli, che le cose descritte su questa antica città, che è stata scavata nell'interno della roccia di questo monte, i templi, le case, cimiteri, palazzi,
negozi, un anfiteatro. Cioè, vi immaginate se qualcuno gli avesse letto che un giorno gli sarebbe successo quello descritto negli antichi rotoli perché si comportano in quella maniera? Avrebbero deriso, perché avrebbero detto che è impossibile, che questa città diventerà desolazione, desolata, che nessuno più dentro vi abiterà. Non ci sarà più un passaggio commerciale che una volta le carovane dall'Oriente lo utilizzavano per andare all'Occidente. E la cosa è proprio quella che è successa. Rotolo della prima grotta, che è nel museo, racconta, guardate, traduzione all'ebraico, ogni pianta descritta, ogni tipo di animale nel rotolo, quello lì, sulle pergamene in pelle, riporta tutti gli animali, le piante, le condizioni in cui Petra si trova oggi nel terzo millennio. È impressionante. Ed è diventata veramente desolazione. Non è più un passaggio di un centro commerciale dove le persone vi passano. Vanno e ritornano. Nessuno più vi passa. Vanno per visitare e ritornano. E la trovano esattamente in quelle condizioni come descritte nel rotolo della prima grotta. Tanto è vero che il rotolo della prima grotta dice: guardate ogni piccolo dettaglio, ogni animale, tutto. Quando nel film Indiana Jones l'attore Harrison Ford entra nell'interno della pietra, no? Non si è mai pensato che quell'antica città Petra avesse più mistero reale che la collega su un rotolo antico in pelle esposto nel museo antirifugio a Gerusalemme, copiato dalla setta abitante di Qumran. Strano che queste cose non vengano prese in considerazione. Quando il rotolo esplicitamente dice: guardate, paragonate, impressionante, sarà così. Quindi oltre che le cose, i fatti descritti sono realizzati una volta, ma il bello è che c'è un fatto che dura per quasi 2 millenni, che viene in quelle condizioni ancora oggi. E come descritto nel rotolo. Per esempio su Tiro. Adesso vi leggo i testi dall'ebraico che sono stati copiati dagli ebrei nella Tanakh, tradotti in greco. Traduzione riguardo città Tiro, quella che abbiamo detto che sembra, di cui anche il rotolo della prima grotta racconta, che la città Tiro sarà attaccata dai babilonesi. Una città tipo Svizzera. Voi calcolate, i svizzeri non hanno toccato neanche i nazisti, neanche i tedeschi l'hanno toccata. Saddam Hussein aveva la residenza anche conto corrente, probabilmente famiglia Laden stabilita lì. Bin Laden ha i suoi parenti, quindi l'ultima cosa che vorrebbero toccare è Svizzera. Tiro era qualcosa del genere, ancora di più pregiata. Scrivere e tradurre in greco e copiare come abitanti di Qumran potevano nel rotolo della prima grotta, che questa è stata attaccata e sarà attaccata dai babilonesi, che succederanno le cose che arrivano ai nostri giorni. È impressionante, ma le cose sono successe. Leggiamo insieme. Traduzione: o Tiro, io farò salire contro di te molti popoli, come il mare fa salire le proprie onde. Fate attenzione, plurale, popoli. Rotolo della prima grotta racconta che Tiro sarà attaccata dai babilonesi. Ma la descrizione va avanti, dice: essi distruggeranno le mura di Tiro, abbatteranno, traduzione, le sue torri, io spazzerò via da lei la polvere e farò di lei una roccia nuda. Traduzione dice: spazzata la polvere, roccia nuda. Infatti quello che dice il rotolo della prima grotta ai tempi di Sargon, 720, quindi quasi 1 secolo e mezzo prima dell'attacco dei babilonesi, il babilonese Nabucodonosor nel 586 attacca la città Tiro, che non era qui, ma è qui stabilita. Nel frattempo, quando ha posto l'assedio, gli abitanti di Tiro hanno preso le barche e si sono rifugiati su questa piccola isoletta. I babilonesi distrussero le mura, hanno saccheggiato quello che potevano avere, anche se buona parte è stata presa dagli abitanti nelle barche e trasportata sulla isola, e i babilonesi si fermarono qui. Non avevano la possibilità subito di attaccare con le navi dal mare e quindi hanno rinunciato a questo attacco. Il testo diceva
abbatteranno le mura. I babilonesi l'hanno fatto, come infatti Rotolo di prima grotta ha detto: Nabucodonosor, i babilonesi attaccheranno Tiro. Ed è successo. Hanno abbattuto le torri, ma questa cosa qui non è successa. Io spazzerò da lei la polvere e farò di lei una roccia nuda. Immaginate uno dicesse di Svizzera non ci sarà nulla, sarà schiata, sarà una roccia nuda. Non ci sarà più Svizzera. Impressionante. Ora, cosa è successo? Dopo l'attacco di Nabucodonosor, nel 300, quindi dopo l'attacco di Nabucodonosor, la parte che si è religiata hanno saccheggiato le tue mercanzie. Guardate un'altra cosa descritta. Traduzione: abbatteranno le tue mura, ok, è successo. Distruggeranno le tue case deliziose, è successo. E sentite questo qua: getteranno, traduzione anche dal greco ebraico, in mezzo al mare. Mare, Tiro, cioè proprio parole palesi, chiare. In mezzo al mare le tue pietre, il tuo legname, la tua polvere, perfino la tua polvere. Quando Alessandro Magno con i greci venne, vide che la città Tiro antica era già nelle rovine. Nabucodonosor ha fatto già tutto e saccheggiato prima di lui nel 580. Allora cosa è successo? Molto ambizioso Alessandro Magno decide comunque di voler conquistarli, questi abitanti dell'antica città Tiro, stabiliti qua adesso, trasferiti sull'isoletta. Ma come? I greci non mancavano di navi, potevano fare l'attacco dal mare, e certo di sì, a differenza dei babilonesi, però non l'hanno fatto. E lo sapete perché? Perché furbi abitanti della città Tiro, vedendo cosa è successo, si sono organizzati bene. Questo che vedete è la diga, l'argine che hanno innalzato, che qui, dopo 23 secoli, dopo alta e bassa marea, è già così enorme. Voi immaginate quanto era grande per proteggere questa isoletta dagli attacchi esterni che potevano venire per via mare. Ecco perché Alessandro Magno e i greci non fecero l'attacco per via mare. E allora cosa è successo? Alessandro Magno decise comunque di non rinunciare in assoluto alla sua ambizione di conquista di questi abitanti sull'isoletta Tiro. Forse per il progetto che aveva pensato di realizzare è passato nella storia come grande genio militare. Ha deciso di conquistarli, ma per conquistarli ha deciso di costruire un molo da terraferma fino alla isoletta. Ma dove trovare così tanto materiale per costruire il mollo, per arrivarci e conquistare abitanti dell'antica città Tiro? Ha guardato intorno, ha visto le rovine, legname, pietre e tutte le rovine dell'antica città Tiro e ha detto: ecco il materiale. Così per lunghi anni i suoi soldati iniziarono la costruzione gettando letteralmente le pietre, legname in mezzo al mare. La città antica Tiro è stata gettata, come descritto anticamente in ebraico, anche in greco poi, copiata dentro l'acqua, in mezzo al mare. Quando hanno quasi completato la costruzione di questo molo, lo sapete cosa hanno fatto? Hanno voluto stabilire e saldare ancora più questo molo e hanno raschiato perfino la polvere dell'antica città Tiro è stata gettata in mezzo al mare. E una volta completato questo molo, hanno attraversato con i soldati e l'hanno conquistati. Così le parole getteranno in mezzo al mare le tue pietre, il tuo legname, la tua polvere si è realizzata alla lettera. Oggi questo molo di Alessandro Magno è stato coperto grazie anche all'alta bassa marea, sono passati quasi 23 secoli, ricordiamoci.
Ma il fatto impressionante è che quello che oggi viene chiamata su questa isoletta, ex isoletta, perché è diventata penisola, questo che viene chiamata oggi Tiro, non è l'antica città Tiro. L'antica città Tiro è una roccia nuda. Il sito su cui vi era l'antica città Tiro vera è una roccia nuda. L'hanno raschiato al suolo, gettandola in mezzo al mare. È affascinante vedere che nel XXI secolo, nel terzo millennio, questo sito qui dell'antica città Tiro, dove vi è terra fertile, ruscelli d'acqua fresca, posizione strategica, un porto che guarda il mare, un ottimo posto, su cui sorgeva l'antica città Tiro, non è rimasto niente. L'antica città Tiro è dentro, buttata in mezzo al mare. Traduzione dall'ebraico: resti dell'Ezechiele avevano abitanti di Qumran, li copiavano, sono stati rinvenuti nella quarta grotta anche. Ed Ezechiele, che copiavano anche in greco, ci sono le parole anche in ebraico che dicono riguardo Tiro: sarai un luogo per stendere le reti e le grandi acque ti copriranno. E qui, antica città Tiro, nel terzo millennio, ancora oggi in questo momento che parliamo, è dentro in mezzo al mare. E la traduzione dall'ebraico dice: tu sarai un luogo dove i pescatori stenderanno le reti. Cioè, traduzione dice: pescatori, pescatori, mare, mare, Tiro, Tiro, pietre, pietre, legname, legname, polvere, polvere. E noi oggi in questo luogo dove c'è l'antica città Tiro vi sono pescatori che veramente anche oggi nel terzo millennio vanno a stendere le reti. E l'altra cosa descritta molto affascinante riguardo la città Tiro, anche se ha una posizione strategica molto importante, terra fertile, ruscelli d'acqua, quindi un ottimo punto strategico, non è mai stata ricostruita. Catania fu distrutta 7 volte, ma fu ricostruita, nonostante il vulcano. Gerusalemme fu distrutta, le porte, le mura di Gerusalemme molte volte, ma fu restaurata, ricostruita. Antica città Tiro, no. Traduzione riguardo l'antica città Tiro è detto così: tu non sarai più ricostruita perché io, Adonai, ho parlato, dice Elohim, il Signore. È impressionante. Nel terzo millennio troviamo questi luoghi in questa maniera così descritti. Oggi, antica città Tiro è dentro, mezzo alle acque, al mare, gettata lì. Riguardo alla Babilonia, nel rotolo prima grotta è stato detto riguardo alla Babilonia che sarà distrutta. È stato detto addirittura da chi sarà distrutta. Traduzione dall'ebraico, rotolo prima grotta: sarà data in visione, è data la profezia in visione a Isaia, riguardo i babilonesi, ecco saranno suscitati contro loro medi, e così lo splendore di tutti i regni sarà distrutto come Sodoma e Gomorra. E la cosa interessante, 2 secoli prima che Ciro marciasse contro la Babilonia, in questo rotolo fu indicato il suo nome. Traduzione parla di Ciro. Babilonia sarà distrutta. Ai tempi di Sargon, attenzione, è stato scritto questo, 720. 2 secoli dopo, nel 539, Ciro Medo-Persiano marcia contro i babilonesi, infatti viene distrutta. E cosa succede? Questo è il cilindro che racconta delle cronache, cosa successe, delle conquiste della Babilonia, di tutto quanto che si è realizzato. Ma le cose interessanti, al di là di quello che si è realizzato, oggi Babilonia nelle condizioni come c'è scritto nel rotolo primo grotta, nel terzo millennio, sentite traduzione, essa non sarà mai più abitata. Non dice che non sarà ricostruita, sentite la differenza di Tiro, né popolata di generazioni in generazioni. L'arabo non vi pianterà più la tenda. Abbiamo parlato della tribù Tamirech.
figli del deserto piazzano le tende dappertutto, sono gli unici a vivere nelle condizioni più difficili, abitano anche i deserti più aridi, sono esperti i figli del deserto. Qui è stato detto che perfino l'arabo nell'interno dell'antica città Tiro, quindi oggi anche nel terzo millennio, non pianterà la tenda. Non solo, né i pastori vi faranno sostare le greggi. Vedete, l'antica città Babilonia, a differenza di Tiro che è stata, dice, non sarà mai ricostruita. Saddam Hussein aveva restaurato buona parte delle mura di Babilonia. Infatti il resto non dice che non sarà, per Tiro dice che non sarà ricostruita, però qui dice non sarà abitata. Su ogni centesimo mattone è stato descritto: queste mura sono state restaurate da Saddam Hussein. Ma al di là di questo, perché non abitare in Iraq, in una città come questa? Molte città come Catania, Gerusalemme e altre sono state poi ricostruite e abitate. No. Oggi, nel terzo millennio, nessuno osa degli arabi piantare la tenda o sostare i greggi. È piena di serpenti. Un'altra descrizione che gli abitanti di Qumran avevano nei resti di Ezechiele, perché i resti di Ezechiele sono stati trovati, quindi loro potevano leggerla, studiare e copiarla, anche se poi questa descrizione è stata sciupata, ma grazie alla 70 sappiamo cosa c'era scritto su una delle più importanti porte di Gerusalemme. C'erano tante porte di Gerusalemme, tra cui la più conosciuta, importante, è la porta d'oro che guardava a est, vicino al santuario, cioè era una volta il tempio degli ebrei, al Dio degli ebrei, costruito da Solomone. E riguardo quella porta è stato detto che sarà chiusa. Nei DVD poi vedrete per quale motivo e come, quando vedrete questi dettagli, perché non abbiamo tempo. Ma il fatto sta, arabi che hanno la moschea vicino a questa porta avrebbero tutta la ragione di averla aperta. La porta più vicina per andare alla moschea di Omar, costruita nel XVI nel secolo, cioè costruita dagli arabi, conquistata dal VI secolo, poi Sultan Suleiman nel XVI secolo invece restaura le mura e le porte e avrebbe tutta ragione di tenerla aperta per avvantaggiare arabi e loro l'accesso alla moschea. Perché fare giro tondo? Invece, improvvisamente, senza una ragione, inspiegabilmente, decide di bloccare quella porta e chiuderla. Oggi, per una motivazione o l'altra, non entriamo nelle interpretazioni per quale motivo è chiusa. Tanto è vero che sia gli arabi e ebrei gli farebbe comodo averla aperta, ma oggi, nel terzo millennio, come nei antichi rotoli della Tanakh copiati agli ebrei, nel X secolo, oggi dopo 11 secoli, la troviamo questa porta chiusa. Quando perfino la più piccola porta della spazzatura di Gerusalemme, che esisteva ai tempi dei Romani, ancora oggi attualmente è in funzione. Invece la porta più importante è chiusa. Ed è quello che succede. Allora è impressionante vedere che il rotolo della prima grotta richiede attenzione nostra su questi contenuti, che sono stati tramandati e copiati dal popolo ebraico nel testo masoretico della Tanakh fino ad oggi. E nella Tanakh ebraica ci sono stati esperti come il professor Peter Stone, il professore dell'astronomia e matematica, che leggendo nella Tanakh moderna, aveva esaminato le descrizioni sulla Babilonia, Tiro, Petra e Porta d'Oro. E siccome esistono le persone che dicono che semplicemente queste cose qua descritte nella Tanakh moderna dagli ebrei, che è stata copiata, questa è la più antica, X secolo, ma il fatto che questa qui, arrivando ai nostri giorni al X secolo, comunque rapporta i luoghi che oggi nel XXI secolo troviamo in queste condizioni, è affascinante. E allora, siccome questo Peter Stoner diceva, e visto che ci sono stati critici che dicevano che queste cose qua sono successe per caso, non c'è nulla di
di soprannaturale, di reale, di qualcosa di più. Allora, semplice, puro caso, quelli che hanno scritto hanno avuto fortuna e queste, guardate, per fortuna si sono realizzate, che oggi è il terzo millennio, XXI secolo, perché lui è morto nel 1980, si sono realizzate con precisione matematica, ma per caso. Allora, lui, siccome professore di matematica e di astronomia, ha detto, facciamo così. Prendiamo questi racconti che sono nella Tanakh moderna degli ebrei, vediamo oggi come sono queste città e facciamo un calcolo matematico. Nella scienza vi sia una disciplina che si chiama probabilità e ci sono calcoli matematici che possono essere fatti per capire quanta probabilità uno dovrebbe avere per dire una cosa, e questa si realizza con precisione matematica. E lui ha spiegato semplicemente così, dicendo, guardate, se uno dovesse dire, tra virgolette, profetizzare a una persona, guarda che tu diventerai calvo e perderai un dito, si può fare una probabilità. Si calcola semplicemente, dice, basta vedere le statistiche, se in una popolazione 1 su 10, ogni 10ª persona diventa calva, e 1 su 100, questa è la frequenza, perde un dito, lui dice 1 su 10 moltiplicato 1 su 100 è uguale 1 su 1000. Quindi probabilità che tu puoi dire a una persona tu perderai il dito e diventerai calvo sono 1 su 1000. Quindi 999 volte è molto probabile che tu sbagli e 1 su 1000 di indovinare che a questa persona succede. Allora lui dice che con 600 studenti circa un anno hanno esaminato soltanto questi 4 luoghi: Tiro, Petra, Babilonia e Porta d'Oro. Un anno 600 studenti, e dice hanno cercato di esaminare quante città nel mondo antico sono state attaccate da Nabucodonosor, quello che è successo loro, e quindi calcolare probabilità, e dice è molto difficile perché ci sono certi problemi legati a questo calcolo, ma comunque dei calcoli crudi, abbastanza approssimativi, li hanno trovati, l'hanno esaminati, è uscito questo dato qui interessante. Per vedere quante città del mondo antico, le porte delle città importanti, le porte importantissime sono state bloccate, chiuse, hanno dovuto calcolare la probabilità, è uscito fuori che la probabilità che dire che la Porta d'Oro sarà chiusa, come ebrei hanno scritto in questi rotoli speciali, le copie antiche del XI secolo, più antiche prima di Qumran, della Tanakh moderna, lo scrive, e oggi nel terzo millennio si trova ancora chiusa, è giudicata come 1 su 1000. Dire che Petra sarà attaccata, conquistata, era visto come 1 su 10, poca probabilità. Dire che Petra sarà abbandonata, desolata, che i suoi abitanti la abbandoneranno, la cosa che poi è successa, è giudicato come 1 su 50. Dire che non sarà mai più abitata è stato valutato, calcolato come 1 su 100. Dire che la Babilonia sarà distrutta, la cosa che è successa, è giudicata come 1 su 10. Dire che la Babilonia non sarà mai più abitata, la cosa che succede oggi nel terzo millennio, è giudicata, valutata, calcolata come 1 su 100. Tiro, dire che Tiro sarà attaccata dai babilonesi, guardate quanto poco l'hanno calcolato, solo 1 su 2. Poco, l'hanno calcolata veramente poco, perché per quello che Tiro era quasi immaginabile che succedesse. Però va bene, anche se sono bassi, andiamo avanti. Dire che oltre ai babilonesi ci saranno altri popoli che attaccheranno la città Tiro, infatti sono venuti i greci macedoni, è calcolata 1 su 5. Dire che le pietre, legname, la polvere dell'antica città Tiro sarà gettata in mezzo al mare, guardate qui, l'hanno calcolato solo come 1 su 10 probabilità. Dire che sarà raschiata, che rimarrà una roccia nuda per gettare la polvere, quindi raschiata una roccia nuda,
è stato però valutato come 1 su 2000. Dire che sarà luogo dove pescatori stenderanno le reti è valutata come 1 su 10. Probabilità che non sarà mai più ricostruita è valutata come 1 su 20. Sono basse probabilità, possiamo dire, abbastanza. Allora Peter Stoner dice, adesso si fa il calcolo, 1 su 1000 per 1 su 10, per 1 su 50, 1 su 100 e così via, per 1 su 2 e così via. Esce fuori la probabilità che ci vuole per dire queste cose qua, e poi quella è la probabilità che ci vuole che queste si realizzano con precisione e ci siano in quelle condizioni che oggi abbiamo. Lo sapete che numero esce? Eccolo qui. È successo per caso. Hanno avuto solo fortuna. È una cosa che è una grande probabilità che possa succedere veramente. È facile che succeda. Perché è una cosa semplice scrivere queste cose qua, dire, e queste dall'antico lontano passato descritte in questa maniera, oggi nel terzo millennio si trovano così. Sì, questa è la probabilità. 1 su... La nostra mente non riesce a immaginare questo numero con tutti questi zeri. Questa è talmente piccola probabilità, quasi paragonata all'impossibile. Allora Peter Stoner, per avvicinare e far capire alla nostra mente quanto piccola probabilità, quindi quanto è impossibile che l'uomo con le sue capacità, con la sua conoscenza, con le sue doti possa dire e scrivere le cose, e queste poi accadono come queste con precisione matematica, ha detto così: sarebbe come distribuire tutte queste monete, vedete questo numero, i dollari d'argento, un pezzo di una moneta d'argento distribuita sulla superficie dello stato Texas, stiamo parlando di circa 250 miglia quadrati. Distribuire tutte queste monete, ma attenzione, anche in profondità di 12 metri. Segnare un solo dollaro, un solo pezzo d'argento dollaro con una crocettina nera, e piazzare questo dollaro d'argento in mezzo a questi 12 metri su una superficie dello stato Texas, in mezzo a tutte queste monete. Poi non finisce lì, dice così sarebbe: bendare gli occhi alla persona come se non bastasse. Uno impazzirebbe a cercarla agli occhi aperti. No, bendare gli occhi alla persona, dargli una paletta in mano oppure un piccone e dire: adesso agli occhi chiusi puoi scavare su tutta la superficie dello stato Texas, è in profondità di 12 metri, ma quando agli occhi chiusi decide di prendere, agguantare una moneta sola, da quella prima volta però devi trovare, tirare fuori, alzare l'unica moneta segnata con la crocetta nera. Chiede Peter Stoner. Quanta probabilità uno dovrebbe avere per eseguire questa cosa qui? Vedete quanto è poca, è impossibile. Ecco, questa è la stessa probabilità che dovevano avere coloro che anticamente hanno scritto queste descrizioni e che poi si dovevano realizzare con precisione matematica. Abitanti di Qumran copiavano questi contenuti, erano attratti. Rotolo prima grotta invita questa osservazione di queste città, di dire: guardate con precisione. E qui hanno calcolato solo 4 casi. Noi, la puntata scorsa, coloro che non hanno visto vedranno i DVD in casa, ci sono altre cose descritte, e se avessimo calcolato anche quelle, e quell'altra ancora di tante altre cose dette nell'antica Tanakh, copiate dagli ebrei del Medioevo o dagli abitanti di Qumran prima, è impressionante.